Buongiorno dalla Slovenia, dall'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, che è la sede virtuale dell'intervista di oggi. Desidero ringraziare la Direzione Generale Promozione e Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Fondazione Cinema per Roma per l'organizzazione di questo ciclo di incontri sui mestieri del cinema italiano. Grazie di cuore a Mario Sesti, il curatore e il moderatore, e grazie a Paola Mammini e Branko Zavashan, gli ospiti di oggi. Ciao. Grazie a voi. Io sono davvero felice di poter discutere di cinema italiano dalla Slovenia. Mi pare che questa decisione abbia un forte significato, perché da questo osservatorio, che è il nostro Istituto Italiano di Cultura, abbiamo potuto notare le innumerevoli e crescenti collaborazioni tra Italia e Slovenia in ambito cinematografico. Mi riferisco a coproduzioni. Mi riferisco al caso di vari registi italiani che hanno individuato set di loro film in Slovenia. E ringrazio Mario in particolare perché mi sembra una scelta felicissima aver abbinato il discorso su Perfetti Sconosciuti, il film scritto da Paola Mammini, alla Slovenia. Perfetti Sconosciuti è uno straordinario caso, una storia di eccellente successo del cinema italiano nel mondo, che conta numerosi remake, rifacimenti internazionali. Ebbene, questo vale anche per la Slovenia. Esiste una versione slovena, non cinematografica, ma teatrale, che ha avuto un significativo successo. Quindi la scelta mi sembra davvero ottimale. Io vi do il benvenuto, seppur in forma virtuale, e passo la parola a Mario Sesti per lo sviluppo dell'intervista. Grazie Stefano, grazie ai nostri ospiti naturalmente. Ricordo che tutto questo contenuto fa parte di questa iniziativa Fare Cinema, e lo dico perché in realtà l'idea di fare cinema è un'idea, forse non semplicemente di promozione, ma anche di esplorazione, di conoscenza del cinema stesso, come pratica collettiva, perché la forza del cinema è anche quella di essere un linguaggio polifonico per sua natura, perché si avvale delle competenze, delle abilità, dei talenti, della creatività di tante persone diverse, anche se poi in genere è proprio il regista a guidare quella che, da un punto di vista satirico, viene definita la ciurma, come la chiamava Fellini, o qualcun altro in maniera più nobile la definisce il direttore d'orchestra. Inizierei da Paolo da questo punto di vista, perché il film Perfetti Sconosciuti ha una caratteristica che una volta era abbastanza tipica del cinema italiano, c'è una coralità di firme alla sceneggiatura, no? Quindi, come dire, non solo il film è fatto da una equipe, no? Da una troupe che contempla decine di persone, a volte centinaia, no? Però a volte può essere anche nella sua ideazione frutto di tante mani diverse che lavorano assieme, che è una cosa molto complicata. Se tu, Paolo, dovessi spiegare a qualcuno che non sa niente di cinema, perché l'idea di fare cinema è anche questa, Certo. di aumentare la conoscenza di un mezzo che produce delle cose che amiamo tanto, che sono i film, come lo spiegheresti? No? Com'è possibile? Credo che gli sceneggiatori di Perfetti Sconosciuti siano 6-7, una cosa del genere, se non sbaglio. No, siamo 5. 5, scusami, 5. Siamo 5 perché uno è Paolo Genovese, che ha certo. il direttore del progetto, poi ci sono io, poi c'è Paolo Costella, Filippo Bologna, scusa, e Rolando Ravello. E insomma siamo 5. Io diciamo che però posso ergermi e dire sono l'unica sceneggiatrice donna, per cui questa cosa posso dire.
E devo dire, sì, hai detto una cosa molto giusta, quando vediamo anche i film che tutti conoscono nel mondo, le firme degli sceneggiatori sono tante, e uno si chiede com'è possibile scrivere in tanti, perché la scrittura, proprio anche come immaginario per le persone, è una cosa di solitudine, no? Io passo la metà del mio tempo da sola davanti al computer a scrivere, e invece quando si affronta un'opera del genere come Perfetti Sconosciuti, il fatto di essere in tanti è veramente il valore aggiunto, perché essendo un film che si basa soprattutto sulle relazioni, cioè che si basa solo sulle relazioni umane di vario genere, quindi non solo quelle amorose, ma fratelli, figli, suoceri, cioè veramente abbiamo cercato di prendere tutto lo scibile del possibile delle relazioni. Più siamo, più mettiamo di noi delle cose, perché devo dire che quelli che si chiamano in gergo i brainstorming, cioè le riunioni che facevamo di sceneggiatura, alle volte sembravano veramente delle sedute quasi di autocoscienza, dove ognuno di noi metteva in gioco se stesso, raccontando anche i propri scheletri nell'armadio, che non sono quelli che vedete nel film, ma insomma, ecco, qualcosa ci dà vicino, nel senso che più metti verità nei personaggi, più poi le persone, gli spettatori si identificano, no? Più c'è vicinanza, c'è identificazione, c'è proiezione. E, ci sono stati anche dei dibattiti accesi fra noi, perché poi quando si costruiscono i personaggi, ognuno di noi pensa come penserebbe quel personaggio e pensa per quel personaggio, per cui spesso succede che, non so, si dice allora qui lui potrebbe fare questo, no, lui non farebbe mai una cosa del genere, cioè, perché a quel punto i personaggi esistono davvero, ed è anche il bello del nostro lavoro, perché poi arrivare a un compromesso fa sì che quel personaggio acquisti una verità, una profondità che viene riconosciuta dal pubblico. Quindi devo dire, è stato, non capita spesso di lavorare così in tanti, è vero, al massimo di solito siamo 2 sceneggiatori, però ognuno sta a casa sua a scrivere un pezzo e poi ci si incontra. Invece in quel caso abbiamo fatto tutti incontri, quasi tutti i giorni, tutti insieme, e poi sì, ognuno di noi è andato a casa a scrivere, perché anche la sceneggiatura di Perfetti Sconosciuti è un testo particolare per chi conosce come sono fatte le sceneggiature, nel senso che di solito, solitamente la sceneggiatura è una cosa che va da scena 1, scena 2, scena 3 fino alla fine, interno giorno, e qui invece è proprio divisa in maniera molto particolare questa sceneggiatura, perché non so, c'è telefonata di messaggio di, cioè, e si costruisce quell'atto, diciamo, all'interno dei tanti atti del film relativi al messaggio, alla telefonata, a quello che arriva. Quindi ognuno di noi poi si è diviso queste cose, e poi alla fine Paolo, direttore d'orchestra o direttore di ciurma, ha collazionato il tutto. A me quello che piace di questo film, che evidentemente è poi arrivato, è appunto che la sincerità con cui ci siamo messi in gioco nello scriverlo e la verità che abbiamo dato a questi personaggi, scegliendo tra quelli che sono a tavola, che ce n'è uno che non c'è, che è la fidanzata di Battistone, che non c'è anche perché non esiste la fidanzata del personaggio. Noi abbiamo immaginato che quel posto vuoto fosse lo spettatore, che in qualche modo è invitato a quella cena dove succede di tutto e di più. In realtà non è che faccio spoiler, penso che insomma si sa come funziona il film. In realtà quella cosa non è mai avvenuta, ma noi abbiamo fatto vedere quello che sarebbe successo se, per cui lo spettatore e noi stessi, cioè si esce da quel film riflettendo un momento su quello che sono le proprie relazioni e come ci si comporta all'interno di queste. Va benissimo avere dei segreti, va benissimo avere una vita privata, va un po' meno bene quando questi segreti e questa vita privata vanno insomma, a fare del male serio ad altre persone. Ma non vi è capitato di fare come personaggio, di chiedere a ciascuno degli sceneggiatori di far vedere cosa c'era scritto sul cellulare? Sì, l'abbiamo fatto. La mia fortuna è che al momento io sono single, quindi non ho di questi problemi. Paolo, tranquillo, con sua moglie, Rolando appena sposato, per cui è tutto. Quindi devo dire, o siamo stati tutti bravi a cancellare prima di dividerci, però diciamo la più fortunata sono io che sono single, quindi ancora adesso. Però può succedere anche che ne so, io scrivo, cioè la bellezza secondo me di Perfetti Sconosciuti è anche pensare come io posso scrivere a una mia amica, se noi ci siamo viste in 3 con un'altra amica e questa terza amica ho visto in lei qualcosa che non va e scrivo alla mia amica, certo mamma mia oggi
questa mia amica quanto era antipatica, così, e lo legge, cioè succede il disastro, però certo. non è un messaggio terribile, cioè, no, insomma, a seconda di quello che uno scrive si possono veramente creare, per non parlare di quando si sbaglia a mandare il messaggio, ma quello si potrebbe... Quello è un altro film ancora. Branco, allora, diciamo questo per far capire anche, insomma, il cinema c'ha varie scritture, come si diceva una volta, no? C'è prima la scrittura della sceneggiatura, poi c'è la scrittura delle riprese, e poi la scrittura finale del montaggio. C'è qualcuno che ritiene che adesso c'è anche la scrittura finale della color correction. Stacco, andiamo sul set, no? E quindi il momento del set è un momento di estrema euforia, di grande ansia, di vita aumentata, per così dire. Mi è capitato di parlare l'altro giorno con un regista italiano che mi ha detto questa cosa: se il set durasse tutta la vita, credo che tutti i registi sarebbero disposti anche a non vedere mai il loro film, cioè no? Per il senso di pienezza, di gioia, di intensità, no? Qual è il punto di vista di un attore? Poi tu hai lavorato anche con autori molto importanti come Tanovic, come Stoppard, hai lavorato in Italia con Fasulo, che poi ha vinto l'onore alla Festa del Cinema. Qual è, no? Per creare un giusto chiaroscuro, no? Tra questo momento di scrittura, di riflessione, eccetera, poi si arriva al set dove invece innanzitutto i tempi devono essere, no, velocissimi, no? Bisogna portare a casa un certo minutaggio di riprese al giorno, eccetera. Ma mi sembra che sono abbastanza fortunato, no? Perché per me il set è veramente una gioia. Forse questa è la conseguenza della scuola, dell'Accademia della Lubiana, dove infatti è tutto basato più o meno sul teatro. Abbiamo anche corsi di cinema e tutto questo. Il mio professore era molto sereno. Allora, l'arte di teatro è un obbligo, è una responsabilità, è un onore di farlo, non sei mai all'altezza di farlo, non sei mai all'altezza di avere questa possibilità di parlare della verità al pubblico e tutto quello. Allora per me era andare sul palcoscenico era sempre un dolore, almeno per 20 anni. Invece per il film era una libertà, una gioia, no? Perché è solo questo momento qua, forse è la conseguenza di perché in teatro sono le prove, allora non sono mai in altezza, ok, d'accordo, non sono quello, non sono buono, va bene. In cinema non c'è la scelta, adesso o più mai. Anche quello che si fa 2, 3 riprese, chi se ne frega, no? O adesso o più mai. E mi sembra anche che questo momento della verità a me mi piace a morire. Vuol dire la verità anche quando sto vedendo l'inquadratura, no? La mia inquadratura adesso fa solo una verità. Adesso, con la camera che si ruba i momenti e tutto questo, a me è veramente un gran piacere. Assolutamente con la responsabilità, con sapienza, di dipendenza degli altri. Marco, come hai detto all'inizio, ok, c'è la sceneggiatura, poi c'è il montaggio, poi c'è tutto questo. Allora io non ho una visione di tutto il processo. Di film finale, no? Cosa succede? Abbiamo avuto tante esperienze che pensavi che il film parlerà di questo, e poi con il montaggio era una roba completamente viceversa, ogni tanto migliore, e tanto peggio, ma è così, no? Soprattutto se si fa un po' della ricerca. Tu stai parlando già del TIR, no? Di Alberto Fasulo. Anche lui non sapeva dove andiamo, no? Ma questo era un lavoro molto onesto, no? Perché Alberto già all'inizio ha detto: io non ho mai lavorato con un attore ad uno e mai fatto un film fiction, ma per me quello dopo fiction chi lo sa con cosa succederà. Ma anche con i film molto scritti, no? Non si sa mai. Ma a dire, io non lo so se questo è un approccio di tutti gli attori, no? Non lo so. Ma per me è così, sono abbastanza felice
anche la stanchezza, tutto questo. Ma guarda, scusa. Fai. Mi inserisco un attimo, io posso? Assolutamente. La mia storia è questa, cioè io ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica e ho fatto l'attrice in teatro per tantissimi anni e poi ho cominciato a scrivere commedie per il teatro, poi ho fatto un corso di sceneggiatura e sono passata decisamente alla scrittura per la TV e per il cinema, però nasco come attrice, quindi tutto quello che hai detto te me lo ritrovo tantissimo. Cioè questa cosa che comunque non arriverai mai, che ogni prova, cioè non ti devi mai sentire arrivato, questo lo sento tantissimo, però a me quello che invece dà tanto nel mio lavoro di sceneggiatrice è che mi viene riconosciuto abbastanza poi dalle persone che interpretano i dialoghi che scrivo, che io me li provo tutti i dialoghi quando scrivo le sceneggiature e mi rendo conto, cioè cerco proprio di mettermi in bocca delle battute che sono facilmente riproponibili da un attore, sia da un punto di vista di sillabe che uno mette insieme, perché anche quello è importante, ma anche per come costruisci proprio il ritmo, l'armonia e il suono della frase, perché alle volte a voi attori vi arrivano delle sceneggiature, adesso posso dire a voi attori, delle sceneggiature magari scritte benissimo, ma con delle battute tanto difficili da dire e rendere credibili, vero? Cioè ci dovete fare un lavoro sopra per riuscire a rendere vera una battuta che andrebbe detta un pochino più facilmente. Cioè capita, immagino. Sì, ma sai, io sono un po' perplesso, no? su questo discorso. Perché tra 2 settimane comincia il primo festival di attori di cinema in Slovenia. Allora, il tema teoretica di festival sono le serie TV, ma uno di grandi discorsi per me e anche per noi è il linguaggio del film o il linguaggio della produzione audiovisuale. Perché? Perché sono complesso, perché fare il più facile, molto spesso succede che si perde il tema, sai? Perché noi è normale, è abbastanza logico, naturale, che un attore prova di facilitarsi. Come? Facilitare. Che fanno più facile. Sai? E soprattutto quando non lo so, si parla di un testo che è un po' più poetico o tutto quello, sai? Per questo ti dico, quando succede che è un testo che è duro a dire, duro a pronunciare, tutto questo, ma forse questo è il personaggio, no? E ho già ridendo quando hai detto cosa può fare il mio personaggio e cosa non può. Anche questo è un gran discorso. Questo mi fa ridere. Ma sono tante robe a dire. No, il mio personaggio, ma si può fare. Ma non farebbe mai questo. Sì. Ma tutto può fare. Un paio di giorni fa ho parlato con un giovane attore e lui ha detto che Macbeth, no, è un nobile. Ma come un nobile? Un soldato, caspita, dai. Lui va già da 20 anni, non fa l'altro, sai, siamo tutti insieme con gli altri soldati. Scusate, ma fanno tutto insieme, no? Cagano insieme, mangiano insieme, ogni tanto chi lo sa cosa, le dice, ma no, è un nobile. Ma perché non è un nobile? Lui vuole essere un nobile, ma non è. Lui è quello, il popolo basso, no? Non è un nobile, perché lui parla in versi, si dice in versi? Sì. Ma tutti parlano in verso. Bellissima storia. No, ma tutto quello a dire che, sai, io ho un grande rispetto, no, per la sceneggiatura, per una parola scritta. Anch'io un po', no? Ma non solo per questo, ma perché facilitarsi, non sono sicuro che è sempre meglio. No? Tra l'altro credo che Sean Connery, di fronte all'alternativa, se considerare Macbeth un soldato nobile, avrebbe detto uno scozzese. Io facemmo un incontro molto bello perché è stato il primo attore che abbiamo premiato e lui per tutta la vita ha tentato di fare una versione autentica di Macbeth.
perché lui diceva che quella di Shakespeare è una versione anglofila, diciamo, e che in realtà è stato un grande eroe dell'identità scozzese. Detto questo, prima di passare a Paolo, volevo però ecco, parlare anche di quello che è il tema di fondo di questi incontri, no? Il fatto che il cinema poi ha questa grandissima fortuna, che è stata anche la sua grande fortuna del Novecento, di essere un linguaggio cosmopolita per definizione. Non c'è neanche bisogno di saper scrivere per capire un film, no? o di saper leggere. Tu, Branco, hai avuto la possibilità di lavorare su set sia in Italia sia nel tuo paese, no? Esiste una differenza, diciamo, nello stile del cinema, nella pratica, nella cultura? Quali sono le differenze a tuo avviso? Infatti non ci sono. Infatti no. No, è sempre il stesso momento, il stesso processo, no? E la camera è tutto, che dirige tutto. Allora la preparazione, ok, se volete, anche italiani, c'è un po' più di temperamento nel set italiano, noi siamo un po' più tedeschi su questo, anche se fa la luce, tutti gli altri fuori. In Italia è un po' più misto di tutto, no? Altramente no. Io ho lavorato anche in Francia 40 anni fa, ma un paio di film anche in Stati Uniti. Veramente posso dirlo, con tutta la coscienza posso dire che infatti è la stessa roba. Dopo dipende di stile, sicuramente, se stiamo parlando di tiri è un'altra roba che fare, non lo so, il Paradise o un'altra vita, sì, sono robe diverse, ma questo è conseguenza di stile. Altrimenti io non vedo una grande differenza, no? Infatti nessuna. Paola, tu anche, no, hai avuto diverse esperienze di scrittura e poi lo scrittore e fondamentalmente lo sceneggiatore è una presenza vicaria. Si scrive quasi sempre come ha detto una volta un famoso sceneggiatore, per realizzare i sogni di qualcun altro, nel senso che sei al servizio di un'altra forma di creatività. Anche questo è un ruolo, secondo me, non conosciutissimo, no? Di chi mette a disposizione il proprio talento, la propria creatività per realizzare una storia che è nel cuore di qualcun altro che deve realizzarla, no? Puoi raccontarci di questa posizione molto particolare? Sì, a parte il fatto che per molti sceneggiatori, soprattutto italiani, devo dire, soffriamo un po' di una sindrome di invisibilità, nel senso che veramente, ma veramente vi assicuro, ancora molto, molto diffusa la non conoscenza, il non pensare che ci sia uno sceneggiatore alla base di un film che si vede sullo schermo. Cioè, ancora oggi mi chiedono: è la sceneggiatrice, quindi disegni le scene, cioè capita ancora oggi. Non so per quale motivo, ma lo sceneggiatore viene poco calcolato, ma se anche si vede sui siti, anche quelli importanti che pubblicizzano i film e mettono il cast, quasi mai ci sono gli sceneggiatori, cioè proprio siamo stranamente invisibili. Infatti la cosa buona è che con Perfetti Sconosciuti sia un po' riparlato dell'importanza della sceneggiatura. A me personalmente, se non ci fosse questo aspetto, che ogni tanto è un po' frustrante, a me non dispiace affatto il fatto di stare appunto da sola qui davanti al mio computer e alla mia fantasia e immaginare delle storie, scriverle e poi andare sul set e vedere che quel mio momento di solitudine, quei lunghi momenti, ore e ore di solitudine, hanno prodotto poi una montagna di cose che accadono e che vanno fuori dalla mia testa. Quindi da questo punto di vista è un lavoro di grandissima soddisfazione. Fa sì che però per avere questa soddisfazione, come dico sempre, è un lavoro che da una parte è di grossa presunzione, perché tu pensi scrivendo che quello che scrivi potrebbe essere una cosa che piace a tantissime persone, quindi c'è un atto di presunzione pazzesco. Dall'altro però c'è anche un atto di umiltà importante, perché prima di metterti a scrivere una storia, a pensare una storia, devi riflettere tantissimo, tantissimo, ma ancora di più che tantissimo, su quanto quella storia davvero la stai scrivendo per una tua
per te stesso o davvero perché vuoi appunto far star bene qualcuno al cinema. Io lo vedo nel mio lavoro, tante volte giovani sceneggiatori che mi mandano le loro cose, sono scritte sicuramente con grande sincerità e grande intenzione, però parlano a se stessi, cioè sono dei temi e dei contenuti che vanno bene per fare un corto che poi fai vedere a casa tua ai tuoi parenti. Cioè trovare una storia che rifletta e si rifletta e in cui si possano identificare tante persone che vanno al cinema, che spendono dei soldi per vedere quello che tu hai scritto e che qualcuno ha realizzato, è una responsabilità enorme. A me quindi personalmente piace tantissimo che dalle mie pagine poi ci siano, perché la sceneggiatura oltre a essere un testo letterario è un testo che va in tutti i reparti, quindi costumi, scenografia, chi fa il piano di lavoro, quindi tante persone si appropriano di quel documento e quel documento prodotto nella mia stanzetta diventa un documento per tanti reparti. Quindi una volta che va nelle mani dei tanti reparti e poi ovviamente nelle mani degli attori e del regista, diventa comunque un'altra cosa da quello che hai scritto. Alle volte sei straordinariamente più contento di come sei andata, alle volte un po' meno, però comunque... Alla volta non ne trovi proprio più. Bravo, qualche volta succede. Esatto, succede. Ma quando invece vedi anche delle cose che tu scrivendo non hai pensato e le ha pensate magari il regista o le ha pensate il direttore della fotografia con un'inquadratura particolare, con una luce particolare o un attore che aggiunge, per esempio in Perfetti Sconosciuti ci sono dei momenti non scritti nella sceneggiatura di sguardi, controcampi e piccole azioni tra Massandrea e Battiston che io ogni volta che le vedo mi emoziono. Quindi è quel di più che ogni reparto, appunto, ognuno col suo ruolo può mettere su un canovaccio che io ho prodotto. In questo senso, quindi, a me piace molto che poi dalla mia solitudine di autrice diventa una cosa dove io non c'entro ma non c'entro. Ecco, una cosa che mi piace molto è che ultimamente vado tanto sul set, cosa che ancora mi dicono ah ma veramente vai sul set? Perché per gli italiani lo sceneggiatore che va sul set, adesso nelle serie TV no, per fortuna, nelle serie TV sta cominciando la figura dello sceneggiatore a diventare insomma giustamente un po' importante, però per me seguire anche il film sul set è una cosa, a parte appunto il set è fantastico. Io mi ricordo una volta in una conversazione con Wim Wenders che lui mi disse per me avere lo scrittore sul set è importante come il direttore della fotografia, cioè io a volte ho bisogno di uno scrittore esattamente come ho bisogno di qualcuno che mi assiste con la luce e con l'inquadratura. Però questa cosa che hai detto, no, degli attori, io credo che sia molto importante ed è anche un'altra di quelle cose che è difficile da capire quando sei spettatore, quanto è stato scritto e quanto invece è frutto di qualcosa che l'attore ha aggiunto, integrato, cambiato, no? Branco, questa è una cosa molto importante secondo me. Mi è capitato spesso di parlare con i registi, il cui sogno in fondo alla fine, anche registi molto autori, quindi che ci tengono moltissimo a esercitare un controllo sulla forma del film, però tutti alla fine sperano che l'attore sia così vivo, così bravo, così insomma, profondamente intriso nella materia del set, che aggiunga al personaggio qualcosa che loro stessi non sospettavano, no? Che gli faccia questo regalo di svelargli qualcosa che non hanno scritto, che non hanno pensato, ma che integra, completa, approfondisce, rifinisce il personaggio stesso. Sei d'accordo con quest'idea? Diciamo, ti è capitato di verificarla? Assolutamente sì, perché spero che non apparisce orgoglioso, ma comunque quando l'attore ciappa il personaggio è il suo. Ad uno, mi sembra che c'è sempre, no, mi sembra, e questo è un fatto, che dall'idea alla fine della realizzazione sono tanti scambi, no? Sì, sì. Perché volevo dire anche, non lo so, Paola, la tua immaginazione del personaggio, della storia, di tutto questo non è stessa per quello che vede il regista e soprattutto quella che era filmata. Allora qua sono già è normale, non può essere differente. Per questo quando dico, sicuramente quando l'attore prende il personaggio, la sceneggiatura, e poi che la studia, e poi che sta pensando
a tutto questo e raggiunge le robe, diciamo che fa, per farle vere, no? Forse il regioni dell'attore, perché dice una parola, sì, una parola che la ragione perché lo dice non è il stesso come quello che ha fatto diciamo, che lo dice la sceneggiatura. Ad uno. Secondo, diciamo che le parole scritte sono solo una parte del personaggio. Certo. Descrivere il personaggio. Poi vivere il personaggio, come guardare, come si comportare, dove sono le pause. La pausa è un tesoro di interpretazione, no? Dirlo in tutta, è chiaro, no? di cosa sto parlando. Allora mi sembra che quando l'attore prende il personaggio e deve prenderlo, sa molto di più che il sceneggiatore o il regista e tutto questo. E quello che a me è anche un regalo per l'attore, questo era un paio di anni fa, abbiamo fatto un film con una regista, una signora qua in Slovenia, che ogni ripresa alla fine ha detto ok, adesso fate quello che volete. Adesso siete liberi, non sono sicura che posso prendere questa ripresa, vediamo, ma andate dove volete, no? Nascono le robe che non si può utilizzare sempre, ma ogni tanto sì. Come ho detto, no? È un regalo anche per noi, se possiamo fare veramente la nostra visione del personaggio e dei rapporti tra i personaggi, le sceneggiature e tutto questo. Sì. Ma infatti è molto divertente anche per noi, perché poi come capita spesso che l'attore legge la sceneggiatura e poi viene a parlare con lo sceneggiatore per dire io avrei pensato però che il mio personaggio, oppure mi fai capire perché il personaggio dovrebbe... E anche in questo colloquio, in questo scambio, spesso prima di andare sul set comunque si modificano delle cose perché tu attore mi racconti delle cose del personaggio che ho scritto che però mi straconvincono, e soprattutto se ho scelto te, tu te le devi sentire tue perché sennò non verrà mai fuori. Quindi alla fine a me quello che piace del cinema è che comunque tutti lavoriamo al di là del proprio ego, perché c'è un ego, no, c'è della vanità nel mio lavoro, c'è nella vanità di ognuno, se dicessi che non è così. Però alla fine quello che a me piace è che ognuno di noi lavora per fare il miglior film possibile, cioè io non è che lavoro perché la mia sceneggiatura sia o tu perché venga fuori un'opera migliore l'opera migliore possibile di tutti quanti. E quindi quando c'è questo scambio anche tra sceneggiatore e attore, e poi l'attore appunto si prende il suo personaggio e fa quello che è bellissimo, cioè è una creazione superiore alla pagina scritta, molto bello. Branco, quando è che inizia il tuo lavoro? Dalla sceneggiatura? Che tipo di percorso fai per costruire il personaggio? Prima voglio capire la storia, no? Allora, non fissarsi subito sul mio carattere. Adesso più o meno, soprattutto quando sono le coproduzioni o produzione italiana dove non ti conoscono, prima ti mandano solo le tue scene, no? Sì. Questo è per me un po' peccato perché sono già fissato sul personaggio, non conosco tutta la storia, questo è un po' peccato, ma è così, ok? Allora devo fare 2 passi indietro e poi ricominciare di nuovo. Ad uno e questo è per me un assiome, dice assiome? Axioma, non è importante. La legge. No? Assioma. Un assioma. Assioma, grazie. Sì, un parolone, va benissimo. Un po', sì, matematica, fisica. Quello che volevo dire, che voglio capire ad uno la storia e secondo come si chiama anche in Slovenia la stessa parola? Tema? No. Ok, saltiamo, non la trovo. Cosa volevo dire con questa storia, con questo film? E poi, ok, poco a poco
tra gli altri personaggi, trovare anche il mio. Allora vedere anche il mio personaggio. Ma questo è, diciamo che il terzo grado, no? E poi, dopo questo, io normalmente comincio con una biografia. Allora mi immagino una biografia che è legata con la sceneggiatura, ma fino al fondo non ho più niente a fare con la sceneggiatura. Volevo dire, io mi invento dove è nato, come è nato, l'infanzia, tutto quello. Allora così posso creare veramente una vita più o meno completa del personaggio. Magari se c'è un personaggio corto, non lo so, di 3 cose, chi se ne frega, ma io devo sapere, no, dove, quella la carne, dell'osso di questo, wow, come respira, come fa. Allora questo è uno, e poi non ho detto niente su quello se mi piace o non mi piace la sceneggiatura, no? Perché ogni tanto non ho la scelta. Ma hai bisogno di parlare molto con il regista? Sei di quelli che hanno bisogno di... No, no, a me anche questo era un po' il modo in Jugoslavia ancora, no? Negli anni 80, che non abbiamo avuto le prove. Mai, no? Siamo venuti qua, dritto sul set e dai, andiamo, facciamo. Anche questo, come ho detto all'inizio, no? Che per me è una sfida, no? Che adesso più mai. Allora no, mi piace molto, ma non sono dipendente di questo. Ebbene, ma sì, il regista ha bisogno di parlare di questo che sviluppiamo insieme, ok, perché no? Non sto pensando se ho avuto un film dove ero perso, che non ho capito il sceneggiatura, ma no, mi sembra che no, va bene. No. Un altro tema che abbiamo affrontato praticamente in quasi tutti questi webinar e che è abbastanza collegato con la nostra attualità. La pandemia ha molto intensificato la nostra attitudine allo streaming, alle serie TV soprattutto, il lockdown. E la caratteristica di questo prodotto è quella forse di immaginare una audience planetaria, mondiale, che ha delle affinità e quindi in qualche maniera di costruire una sorta di uniformità, nel senso che ci sono serie che sono andate molto bene su Netflix, sono state viste da centinaia di milioni di persone, no? Che, come una volta succedeva al cinema muto, ecco, insomma, come una volta succedeva a Chaplin o a Lubitsch o a Mary Pickford o a Buster Keaton, no? Quello che vi chiedo è questo, bisogna temere o augurarsi che questa omologazione di tanti pubblici nazionali diversi che poi vedono spesso la stessa cosa finirà per aiutarci oppure per costruire un limite per cui in qualche modo tutti quanti finiranno per fare cose simili? Qual è la vostra opinione al riguardo? Paola, te che sei... che poi è un problema soprattutto per gli sceneggiatori che si trovano di fronte all'incubo dell'algoritmo, per l'appunto, no? Quando i padroni dello streaming ti dicono 500 milioni di persone hanno visto questa cosa qui e c'era questo e questo. No? Guarda, nel mio piccolo già è successo di scontrarmi con l'algoritmo per un film che è in post-produzione al momento, che è con uno di queste piattaforme, una delle due, che sul finale l'algoritmo diceva che quel finale forse andava tolto perché l'algoritmo non lo riconosceva come emotivamente forte per il pubblico. Peccato che se si levava quel finale il senso del film non c'era più. Sono state riunioni e riunioni abbastanza anche intense su questa cosa, per cui alla fine attraverso un lavoro non mio, del regista, di montaggio e tutto quanto, abbiamo salvato il finale, ma in qualche modo dando ragione all'algoritmo, quindi anticipando delle cose abbastanza... stressanti, diciamo. Sì, fa un po' impressione. Per quanto riguarda il futuro, sai che io non so davvero, perché allora per quanto concerne la pandemia, diciamo che la mia vita non è cambiata molto perché io sono malata di serie TV, cioè la mia vita è stare a casa e vedere queste cose, anche perché sono sempre diventata più orso, cioè scrivo e poi vedo, sono un po' patologica in questo.
Quindi la pandemia non mi ha cambiato molto come... Quella è una malattia che si piglia da piccoli. Sì, esatto. Io mi ricordo IAR, adesso che ti puoi vedere tutte le puntate di seguito, io aspetto che escano tutte, vabbè, insomma, veramente... E da un certo punto di vista lo trovo affascinante e anche entusiasmante, cioè tutta questa quantità di cose fruibili da tutti, anche perché vedi cose da tutto il mondo. Non so, io sono impazzita per Stiesel, che mi sono vista tutta di seguito perché è un racconto così lontano, ma che poi in qualche modo ti prende l'anima in maniera molto forte. Quindi da un certo punto di vista trovo che sia meraviglioso. Dall'altro non lo so davvero per il futuro, se per noi sceneggiatori sarà meglio, sarà peggio, non serviremo più perché ci saranno dei programmi che tu metti storia d'amore, esce fuori la sceneggiatura. Veramente non ho un'opinione sicura su questo, sono molto ondivaga. Trovo assolutamente sarebbe una perdita terribile non avere più la sala cinematografica, che comunque è un momento perfetto per vedere un film. Per contro devo dire che alcuni prodotti comunque visti a casa, ognuno di noi ormai ha un televisore abbastanza buono con un audio stupendo, lo puoi vedere in lingua originale, insomma, che sia proprio il male assoluto, io non riesco a vederlo. Forse sto sbagliando e tra qualche anno dirò dovevo dire che era il male assoluto. Per adesso che ci siano entrambi mi sembra una cosa buona, però non so fare previsioni per il futuro. Branco, tu cosa ne pensi? Io sono un po' perso, volevo dire come spettatore, perché sono tante robe, ma io ho già il problema di scegliere una camicia quando vengo forse è anche la colpa mia sicuramente, ma non tutto. Allora, quello che, ad esempio, se vado su una pagina diciamo di Netflix, io non lo so dove cercare, non lo so. Allora vedo e soprattutto quelle le prime righe, più guardate, d'accordo, sono migliori? Non sono sicuro. Sono le più piacevoli? Sicuramente sì. Cosa vuol dire piacevole? Forse non è una qualità, forse sì, forse no, ma più infatti no. Allora su questo sono un po', come ho detto, sono un po' perso perché non lo so come trovare una roba che mi piace a me. Allora dopo c'è un cerchio di amici, un cerchio sociale, hai visto quello, d'accordo, il tuo gusto, forse anche il mio. Allora è una scelta che già storta, no? Ma come avvicinarsi? Non lo so. E su questo discorso mi manca la sala di cinema enormemente, perché è già qualcuno che ha fatto la scelta, no? Perché ha comprato il film, sto parlando di film o di serie TV, ovvio. Sì. Ma anche le serie TV, wow, ogni tanto bellissime robe, va bene. E soprattutto quando ci sono le sale, no, che sono un po' specializzate, Ljubljana in Slovenia, grazie al cielo, abbiamo una rete del cinema d'arte dove si può vedere il film d'arte, quello che a me comunque... Io se devo, mi permetto di dire la mia, ho da critico cinematografico questa impressione, per esempio, per quanto riguarda il linguaggio del cinema, nel senso che la forza delle serie, in quella che viene chiamata la Golden Age, che è iniziata poco prima della fine degli anni 90 con I Soprano, è che le serie non sono più telefilm, a volte sono film lunghissimi, perché hanno risorse produttive, qualità di scrittura, eccetera. Ho l'impressione che sottopongono il cinema anche migliore a uno stress in cui la regia viene un po', diciamo così, assottigliata, no? Però pensa per esempio alle possibilità per gli attori. Ci sono degli attori che nelle serie sono straordinari, no? Per esempio il protagonista di Breaking Bad è un attore enorme. Quando sta nei film non sembra più così enorme. Ci sono attori che hanno bisogno probabilmente di ore, un po' come forse succedeva una volta agli attori di teatro di una volta, no? E quindi raggiungono una specie di alta definizione di recitazione, no? La capacità di aggiungere infinità di dettagli,
di sfumature e di situazioni, no, ai propri personaggi. E anche questa è la ragione per cui le serie hanno inventato questa specie di super regia, no, che è lo showrunner, che è un personaggio che non è né semplicemente regista, né semplicemente scrittore, né semplicemente produttore, ma un po' di tutte queste tre cose assieme. Però è anche un personaggio che può venire lì e dire al regista no, la macchina da presa la devi mettere da questa parte perché tutti quanti l'abbiamo messa qui, no? Quindi in qualche maniera i ruoli di potere si sono... Noto questo da questo punto di vista, no? Che alla fine c'è una forma di standardizzazione, che è la standardizzazione dello storytelling, no? Quella che diceva Paola. Poi alla fine arriva un algoritmo in cui deve capire chi è il protagonista, chi è l'antagonista, dove sta il conflitto, quando arriva il twist, no? E se c'è un happy end, cioè, alla fine no. Però, come dimostra la storia di tutti i linguaggi artistici, quando ci sono degli schemi costrittivi, questo poi funziona anche come una specie di sfida alla creatività. Assolutamente. Questo è verissimo. Cioè, i limiti sono quelli che eccitano in mezzo, no? Il talento, per certi versi, no? E da questo punto di vista io credo che insomma, tutto il talento necessario che verrà fuori nei prossimi anni avrà un modo di forzare la pressione di questi limiti e farci scoprire anche cose un po' diverse, diciamo. Rimane il fatto che il cinema comunque ha una versatilità naturale, no? Se io vedo, per esempio, la tua filmografia, no? Branco, tu hai lavorato con un regista come Tom Stoppard, che ha reinventato il testo teatrale, hai lavorato con Denis Stanovic, che ha vinto un Oscar con una storia che, no, alla fine raccontava il cuore dell'Europa, no? Hai lavorato con un regista italiano, metà documentario, insomma, no? Quel tipo di libertà probabilmente è una libertà che rimarrà monopolio del grande cinema d'autore della grande sala, probabilmente. E lì probabilmente le nostre radici sono più profonde, anche per ragioni anagrafiche, probabilmente. Non so se un ventenne direbbe la stessa cosa, no? Però possiamo dire in fondo che lo streaming ha comunque, come spesso succede ai media, ha aggiunto un altro pezzo, no? Poi la nostra giornata dura sempre 24 ore, quindi quello è un problema, no? Per cui no? Cioè, il nostro hard disk non possiamo diciamo, incrementarlo con un altro hard disk, sempre quello rimane, diciamo, e quindi dobbiamo, no? Però io adesso a 60 anni ho molte più possibilità di incontrare cinema o quella parte di cinema che chiamiamo serie di quanto ne avessi quando ne avevo 30, fondamentalmente, no? E questo credo che comunque per chi dovrà raccontare storie per immagini e suoni nel futuro, credo che possa fare un po' la differenza. Non so se la pensate come me. Io la strapenso come te e penso anche che per quanto riguarda proprio il caso nostro, lo sto vedendo con mano, parlando di serie televisive per esempio. Le TV generaliste che comunque hanno sempre giustamente dei paletti editoriali rispetto ai prodotti che devono produrre perché comunque c'è un certo tipo di pubblico, finalmente si assiste al fatto che anche quel tipo di pubblico che viene considerato quello a cui devi dare quel certo prodotto buono, generalista e tutto, è un pubblico che un'occhiatina a Netflix o un'altra piattaforma l'ha data, quindi sta diventando più esigente e quindi anche editorialmente parlando questo sta facendo del bene ai prodotti perché piano piano porti delle idee che non è che subito ti dicono no, questo non si può fare sulla TV generalista. No, adesso c'è un ascolto diverso e quindi da questo punto di vista è un bene che esistano tutti questi prodotti di grande livello, perché spesso va detto che alcune serie hanno superato la qualità per contenuti e confezione molta filmografia. Cioè, questo io penso per esempio a Big Little Lies, a livello, al di là che a me è piaciuta tantissimo la prima serie, come è scritta, come è interpretata, ma da un punto di vista di regia, colonna sonora, fotografia, è meravigliosa quella serie. C'erano anche due ottimi registi dietro, però, di cinema. Sì, esatto. Però appunto il regista di cinema
non è che si abbassa a fare una serie. No, difatti, questa è la vera differenza. Una volta per un regista autore fare la TV significava in qualche maniera finire in serie B. Adesso non c'è più questo pregiudizio e questo anche secondo me è importante. E questo alza comunque, no, l'asticella cioè della richiesta di qualità, quindi da questo punto di vista è bene. Ok, io credo che abbiamo raggiunto, diciamo, saturato lo spazio che ci era richiesto. Chiederei a questo punto a Stefano di tirare un po' le fila e di concludere, come fanno anche del resto gli ospiti padroni di casa, quindi siamo nell'Istituto Italiano di Cultura. A te la parola, Stefano. Ti ringrazio Mario, devo dire che mi fa molto piacere che il discorso abbia anche toccato un tema cruciale per i nostri istituti di cultura. Avete parlato di omologazione dell'offerta cinematografica e devo dire che una delle sfide per il lavoro degli istituti di cultura italiani è incrementare la presenza del cinema italiano nelle sale dei paesi in cui ci troviamo a lavorare. Lo stesso fanno i colleghi di altri istituti di cultura di altri paesi. La sfida per tutti è però, parlo di scenari europei, è incentivare, incrementare la presenza nelle sale del cinema europeo in generale, che soffre di carenza di spazi, in genere occupati dal cinema americano e dal cinema locale del singolo paese in cui ci troviamo a lavorare. Quindi questo rischio di omologazione dell'offerta su un gusto internazionale e su una produzione prevalentemente che arriva da oltreoceano esiste. In questi anni mi sono spesso posto la domanda su quali possono essere le strategie per esercitare questo nostro lavoro. Io credo che i nostri due ospiti di oggi, Paola Mammini e Branko Završan, rappresentano due risposte diverse, altrettanto efficaci. Nel caso di Paola, di Perfetti Sconosciuti in particolare, siamo di fronte a un lavoro, a un film che ha avuto un grande successo, ha avuto anche un ruolo importante per il cinema italiano in generale, ha aperto molte porte. E questo a partire, io credo, da un'idea eccezionale che ha catturato un bisogno, un contenuto che era avvertito quasi come una necessità da parte del pubblico, un tema di cui si sentiva davvero il bisogno, ed eseguito perfettamente a livello di scrittura, di recitazione, di regia. Ma quindi c'è bisogno di idee originali, idee forti, nuove, come quella del film di Paola. Un'altra risposta a questa sfida, a mio modestissimo modo di vedere, è quella del dialogo interculturale, della coproduzione a livello industriale, ma anche dello scambio di punti di vista che ci viene esemplificato dal lavoro di Branko, che è un attore che ha lavorato tantissimo a cavallo di Slovenia e Italia, ha lavorato a produzioni italiane, in parte girate in Slovenia, ha lavorato in film del suo paese, ha lavorato anche tanto con registi italiani in film italiani. Abbiamo bisogno di figure dialogiche, sia a livello artistico ma anche a livello industriale. Quindi io credo, come mi è stato confermato da esponenti dell'industria cinematografica slovena, che mi dicevano che i film coprodotti tra 2 o più paesi europei hanno molta più probabilità di finire in sala e di avere una programmazione significativa di film finanziati da un'unica nazione. Quindi 2 storie diverse, ma 2 storie che secondo me ben esemplificano
possibilità di successo per maggiori spazi per il nostro cinema europeo, nelle sale della nostra stessa Europa, dove questa presenza, ahimè, è talvolta messa in difficoltà e messa a rischio. Quindi no, io vi ringrazio perché ci avete offerto una conversazione informale ma interessantissima, e vi ringrazio per il vostro lavoro, perché aiuta il nostro, quello di cercare di dare più spazi a un cinema diverso. Grazie di cuore a Mario Sesti, a Fondazione Cinema per Roma per questo format, che secondo me è vincente. È un format appunto dialogico tra realtà italiana e dei paesi che ospitano i nostri istituti. Io spero che questo progetto continui anche nei prossimi anni. La rassegna Fare Cinema giunge ormai alla 4ª edizione. Credo che questo futuro sia segnato in un senso assolutamente positivo. Di nuovo, grazie di cuore a Paola. Grazie a te, grazie a voi. E a Branco Zalasciano. Grazie Branco, grazie Paola. Ti faccio i complimenti per quel bellissimo frigorifero rosso. Che bello. Beh, sembra uscito dal set di Perfetti Sconosciuti, però è molto bello. Peraltro non è neanche di quella marca che tutti conosciamo, che inizia per S e finisce per G, costosissimo. È un prodotto italiano che costa molto meno ed è bellissimo uguale. È molto bello, c'è un rosso bellissimo. Complimenti, rosso Ferrari direi. D'accordo, per me è stato molto piacevole e interessante. Spero magari la prossima volta che ci incontriamo qui alla Festa del Cinema. Sarebbe proprio bello, sì. Sì, grazie per l'invito, grazie per le chiacchiere. Grazie a voi. Grazie per l'assioma che te ne sei esteso a tutti e 4. A presto allora, grazie ancora. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao.